Regierungskoalition in Berlin ist bei ihrer Suche nach zusätzlichen Geldquellen auf die kommunalen Versorgungsbetriebe gestoßen. Sie plant offenbar eine zusätzliche Mehrwertsteuer. Aus dem Finanzministerium war niemand zu einer Stellungnahme bereit. Nach Hessen. Infolge des Abkommens zwischen der hessischen Entsorgungsgesellschaft und der italienischen Region Kampanien werden ab nächsten Monat 20.000 Tonnen Abfall zur Müllverbrennungsanlage in Biebesheim transportiert. Die Betriebsführung der WEV, insbesondere Vorstand Michael Richter, versichern, dass der Müll aus Kampanien in Roh- und Sekundärstoffe für industrielle Zwecke umgewandelt wird. Es ist nur ein sehr geringer Teil vom Abfall aus Neapel für die Verbrennungsanlage bestimmt. Unser Projekt sieht vor, die organischen von den festen... Edoardo, ma azienda da puzza. Che puzza? Ma va ragazzi. Ein geringerer Teil von 22 bis maximal 25% wird in Biogasanlagen zur Energiegewinnung genutzt. Wie Sie sehen, sind die Einwände der Naturschützer unbegründet. Vielen Dank. Das Abkommen soll Ende nächsten Monats unterzeichnet werden, aber verschiedene Umweltverbände haben bereits... Oh, okay! Fu! Fuga, Edoardo, fuga! Forza, vai! Vai, fuga! Fuga! Die Treppe nehmen, bitte! Nehmen Sie die Treppe, die auf! Oh, è successo un casino. No, ma non ti posso spiegare. Eh? Sì, tutto a posto. Ma fai parlare con papà? Bravo, svegliala. Fammi chiamare che è meglio se rimandiamo. Che stai cercando? Niente. Che bisogno ci stava di chiamare subito? Perché che cambia? Oh cazzo, cagna. Ma che colpa mia si è saltato l'albergo? Pronto? No, sto buono, solo che c'è stato un problema nell'albergo. Ma che ne sai, c'è un'esplosione. Ora c'è sta la polizia. Ci serve solo un po' di tempo per ci organizzare. Ma se spassiamo di 2 settimane, ma che problemi ci sta? Vuoi parlare con te? Mario. Tieni ragione su tutto, siamo stati 2 stronzi. Lo so. Sì, lo so. Senta Mario, lo trovo io un posto di amici. Non ti preoccupare, non facciamo stronzate. Nessuno documento. Va bene. Ciao. Volevi chiamare frate? Già, i suoi figli scemi. E se posso sapere che stai cercando? Edoardo, vieni da dormire un poco. Domani mattina andiamo a Wiesbaden. E perché? Può essere che tenga un appoggio. Hotelrestaurant da Rosario, guten Tag. Ja, Frau Müller, Sie haben recht. Nein, mein Mann sollte ja da sein. Ja. Nein, wir kommen sofort. Doris, leg bitte die roten Tischdecken auf, ja? Aber Herr Russo hat gesagt... Und ich sage rot, auf geht's! Bambu, hast du Rosario gesehen? Rosario! Rosario! Quanto è bella la Madonna, Claudio, stasera te ne vai! Guarda, se vuoi me ne vado anche subito. Die Schule hat angerufen. Basta, italiani, mi pigli tutto vietnamiti. Rosario, du wolltest doch Matthias abholen. Das hab ich ganz vergessen. Kannst du die holen? Ich habe 54 Decke vorzubereiten. Musst das wie das Schwein zubereiten. Posso dire una cosa? Secondo me è meglio che ci vai tu. Vabbè, mo vado. Tu cominci a scongelare i granchi, eh?
Vuoi fare il cinghiale con i granchi? Perché è vietato? Nei ristoranti veri sì. Bambù, tau di Krebs e Auf. Tu fa tutto quello che ti dice lui, Ma non se non parla neanche quello. Fa buono. Quello non gli va di fare un cazzo. Sì, vabbè. Bambù! Non ti va di fare un E cazzo. a te sì, a te sì. Che cosa stai combinando? Doris, keine rot, alles blau. Guten Tag, Frau Müller. Herr Russo, die Schule ist seit einer halben Stunde vorbei. Sie haben recht. Ich sag das wegen dem Kind. Wenn Sie es nicht rechtzeitig schaffen, ihn abzuholen, können Sie den Schulbus benutzen. Sie haben recht, Frau Müller. Wenn Sie wollen, besuchen Sie uns in meinem Restaurant. Wozu? Für ein Abendessen. Schönen Tag noch. Schönen Tag. È colpa di Claudio, che ha fatto tardi. Io sono 10 anni che me lo tengo al ristorante. Te lo ricordi quando è venuto? No. Infatti, non te lo puoi ricordare perché non eri ancora nato. Comunque, io posso prendere il minibus con Lucas. Che significa, Mattias? Ma poi gli fa piacere che ti venga a prendere. Sì, ma fai sempre tardi. Faccio sempre tardi. Spesso. Vabbè, spesso. Comunque questa volta è stata colpa di Claudio. Quello è il papà che sbaglia. Mi pigli italiani, gli do una mano, mi fido di loro, poi mi trovo male. Ma non facci me fritta, di! Ma che stai guardando? Secondo te? Cioè, ma ogni volta che dobbiamo andare dall'altra parte a vedere sto battello! E tu hai già capito, ragazzi, stiamo, ma fai fa? Guarda mare. E che mare che sta? Doris? Guck mal, da hinten sind die Vorspeisen ausgegangen. Ganz hinten. Ich kümmere mich drum. Vuol fare i granchi col cinghiale. Sono tedeschi, si mangiano tutto. Poi quando ti apri il ristorante tu decidi tu, Se facevi una cosa così al Daniele ti cacciavano da tutta la ristorazione del Triveno. Oh, Claudio, per me te ne puoi pure andare, eh? Pulito le unghie. Stai ancora qua? Da sind zwei Italiener, die mit dir sprechen wollen. Che piace? Herr Russo. Cinghiale e granchi. Io ti mando l'ispettorato del lavoro. Io mi metto paura dell'ispettore. Va bene così? Sì, Herr Russo, Was ist? das sind zwei Italiener. Was soll ich denn sagen? Irgendwas. Sie sagen, es sind Freunde von Ihnen. Sie müssen warten. Claudio, va bene così? Mi arrendo!
Usciamo con sto cinghiale. Ma guarda, io questo coso dopo i granchi non esco da nessuna parte. Claudio, non mi rompere il cazzo. Renate! Wo ist meine Frau? Nicht gesehen? Ha parlato gli ascolti. Sie ist an der Rezeption. Warum? Weiß nicht, sie spricht mit den Italienern. Guarda, chef, io lo dico per te. Questo sa di bosco crudo. È buono. No, è cattivo. Questo li avveleni e poi ti fanno caos. Ma mo, Rosmarin? Io capirei una ricetta Mari e Monti, tipo cozze e funghi, no? Cozze e funghi si può fare. Claudio, vattene. Perché che cosa intendiamo per Monti? Intendiamo funghi, tuberi, muffe. Claudio, vattene! Me ne devo andare. E perché? Perché qua non ci serve a un cazzo. Rosario, da sind zwei junge Italiener, die ein Zimmer haben wollen. Was ist passiert? Niente. Tagliamo sto cinghiale. Claudio, wo geht's du hin? Frag den chef. Zieh die Schürze wieder an. No, guarda, stavolta non mi metto proprio niente. Oh, mi devi 200 euro. Vuoi finire di lavorare? Na toll, jetzt dürfen wir alle dank Rosario doppelt so viel arbeiten. Danke, Rosario. Vielen Dank. Non mi piace quando litigate. Che stanza gli hai dato? Non cambiare discorso. Devi chiedere scusa. Vabbè, adesso mi dici che stanza gli hai dato? Ma a chi? Agli italiani. La grande. Ci vedo a parlare un momento, finisci tu. Pronto? Diego. No, non sono Diego. Aspetta. Diego! Oddio, a te! Doris, bring eine Tablette mit 2 Portionen Krebs und 2 Portionen wilde Schwein zum großen Zimmer. Aber eigentlich... Schnell! Pronto? Chi è quello che mi ha risposto? Un collega? Posso stare tranquillo allora? Sta tranquillo. Bene, mi sto facendo mandare sopra 2 meno completi. Io non posso salire, purtroppo tengo la sala Non ci sta problema. Aspetta, non ho finito. Tu conosci la mia situazione, lo sai com'è, posso stare tranquillo. T'ha detto che può stare tranquillo. Bene. Se venivi da solo, era tutto più semplice. Lo so. E domani mi spieghi. Adesso godetevi il pranzo. Vedi, ma chi è questo amico tuo? Edoardo, l'ha girita. No, perché al telefono la gente dice un poco strano. Io ho detto che siamo colleghi. Ho sentito. Non è che non mi fido, ma meglio che gli diciamo solo quello che serve. Vabbè. Besetzt. Beeil dich, ich muss pissen. Was klotzt du denn so? Du bist betrunken. Rosario, leck mich am Arsch. Das ist von Rosario? Entra, entra. Come ti chiami? Doris. Boris. E fammi sentire, che fai stasera, Boris? Non capito italiano. Ah, no? E se ti dico che ti amo, lo capisci? Eh? Sei bellissima, Boris! Devi dirmi qualcosa? No. Cinghiale è venuto bene. Che cosa ci faceva Christine Schwiebach nel mio ristorante? Non l'ho nemmeno vista. L'ho vista io, entrata in bagno subito dopo di te. Che vi siete detti? Era ubriaca. Erano 2 anni e mezzo che non la vedevo.
Ich habe dir schon immer verziehen, weil ich dich liebe. Aber denk bitte nicht, dass ich blöd bin. Andiamo, Annette. Non lo so. Ti dispiace? Non fare tardi. Ciao. Ciao. Parli italiano? Sì. Senti, ma non ci sta nessuno qua? Papà è in giardino, ora viene. Rosario è tuo padre? Che sta facendo? Uccide gli alberi. Ciao. Magari non ci sta nessuno qua. Qua fuori volevo fare una terrazza con i tavoli, le sedie. Per l'estate, una specie di beer garden. Non mi danno i permessi per abbattere gli alberi, capito? Qui per abbattere un albero, l'albero deve essere morto. E allora io li uccido con chiodi di rami, sì? Ecco qua. Ti mangio. Cucina pure, mo. Ho imparato qua. È buono di sale. Pare che va bene. No, perché qua tengono gusti. Mi dispiace che ieri non ti sono venuto a salutare, ma tu capisci? Ho sbagliato io che non ti ho avvisato. Ah, boh. Non stai qua. Quanto tempo ti fermi? 2 o 3 giorni. È un problema? No. A quel tuo collega che gli hai detto? Sei un cugino di mamma. Bene. Tre. Niente, mi fa strano vederti qua. Strano? Perché è strano? Perché ti ricordava bambino. Non mi immaginavo che eri diventato... Cioè, io lo sapevo che eri diventato grande, ma non mi hai capito. Buongiorno. Buongiorno. Questa è mia moglie. Lui è Diego, il figlio di una mia cugina. Rosario non parla mai dei suoi parenti.
Io gli dico sempre di invitare, ma lui non vuole. Ich bring schnell Matthias zur Schule. Bis gleich. Tiene 42 anni, ma è ancora una bella femmina, no? Vabbè, se vuoi qualche cosa di particolare da mangiare... No, oggi tengo che fai, poverino. Vabbè, come vuoi tu. Diego, resta tutto il tempo che vuoi. Tu te lo ricordi al fratello di Enzino? Quello che teneva l'autolavaggio? Gaetano. Bravo. Tu lo sai com'è morto, no? È caduto da sopra al balcone. E come ha fatto a cadere da sopra il balcone? Non lo so, Edoardo, si è affacciato troppo, boh. Ah, buon sai niente, Stava facendo una gara di sputazzo. Una gara di sputazzo. È una gara di sputi. Ma io sono sicuro perché a me me l'ha raccontato Papa Enzini, il fratello. Dice che Gaetano ha preso la rincorsa per sputare ed è caduto da sopra il balcone. Edoardo, rallenti che usciamo qua. Scusa, ma perché non può essere? Quello ha preso la rincorsa per sputare e la ringhiera era bassa, no alta, bassa. Ed è caduto da sopra al balcone. Ace. Ce l'ha mai fatta sotto. Fate 500 metri, girate a seconda a sinistra, c'è stanno bowling, ci avremo là. Vabbè. In teoria il contratto lui lo deve firmare a fine mese, solo però che l'ha da avere come l'ha da fottere e anticipato la firma. Ma buon siamo, capito? Prima una cosa, gli orari sono sempre gli stessi. Quello in orologio svizzero, alle 5 esce dall'ufficio, si mette in coppa a bicicletta e torna a casa. Apposta così. Dopodomani facciamo tutte cose. Le portate? Sacca. Se vi serve qualcosa mi potete chiamare fino a domani. Dopodiché mangiami in ferie, non voglio problemi. L'hai fatta buona. Sì. Ci vuoi ripetere come è morto tuo fratello? Ma posso capire, ancora questa storia, basta. Una gara di sputazzo. Ma come, chi il frate mi è morto, ti mette a ridere. Il Dio che non ci voleva credere. Ma perché non sapevo? Al funerale sei pure tu con tuo padre. Mio padre era già morto. Ma quando mai? Mio fratello mancò nel 92. Tuo padre l'hanno sparato che era nel 95. 94, 10 dicembre. Vabbè, ma sembra opera, no?
Ma poi, pure sta storia di tuo padre non si è mai capito. Anzi, state buono. State pavato, voglio. Hallo Doris, was soll es denn heute sein? Hey, 2 rote Marlboro, bitte. Boris, Ciao. ti serve un passaggio in macchina? Nein, danke. Scusa, stasera non ci vediamo. Tonight. Ich gehe ins Klabautermann. Das ist eine Kneipe. Ein Pub. Trinken und rauchen und noch mehr trinken. È un pub. Klabautermann. Hai capito? Venga pure. Okay. Tschüss. Ciao. Sopravvissuto qualcuno al cinghiale? Stai ancora qua, stai? Lo faccio per Renate. Mi piace lasciarla sola con te. Allora ti fai il turno tu stasera. Va bene. Parla con Renato. Dimmi piglia una serata libera. Si sembra che lavori troppo. La signora Bauer? La moglie del prete. Pastore, si dice pastore. I preti mica si possono sposare. No. Zitti, zitti. Guten Abend, Frau Bauer. Guten Abend. Wie geht es Ihrem Mann? Wir haben heute gebetet. Wir sind in Gottes Händen. Vivi alle, Frau Bauer. Bitte. Danke. Gibt's uns noch einen? Nein. Guten Abend. Schönen Abend. Ich habe italienische Freunde dabei. Quanti anni tiene tuo figlio? 9, tra un mese. Pare che ci vai d'accordo. Non lo so. A me pare che mi vede come un vecchio. Per esempio, no, si fotte i soldi dentro al portafoglio. Yeah? E si vede che non me ne accorgo. Non lo so, io preferisco quando si fanno grandi. Che cazzo ne sai tu di quando si fanno grandi? Quando tenevi l'età di Mattias, io campavo dentro uno scatinato come un cane. Facevi una vita di merda. Cause I got
Mamma si è sposata. Si è sposata 3 anni fa. Col marito ci vai d'accordo? Chi li vede? Io vivo da solo. Tu lo sai che sto mettendo da parte dei soldi per te. Non ho bisogno di niente. Perché? Non mi sei figlio tu? Herr Rousseau. Hallo, Florian. Hallo. Haben Sie Doris gesehen? Nein, tut mir leid. Danke. Insomma, che affari tenete in Germania? Niente, quello ci sta il padre di Edoardo che tiene una specie di azienda agricola. Olio d'oliva, queste cose qua. E tu lavori per lui? Noi stiamo vedendo di vendere qualche cosa pure qua, a livello di supermercati, grandi magazzini. Doris, bleib ganz ruhig. Mir geht's gut. Wart einfach draußen auf mich, okay? Leidet sie an Panikattacken? Nein, aber bitte beeil dich. Alles klar. Doris, was hast du da drin gemacht? Muss ich dir erklären, verdammt, Florian? Du scheiß Kanacke, verpiss dich, sonst hau ich dir auf die Fresse. Hast du es gehört? Verpiss dich! Hör auf. Cammina! Cammina! Chiedi scusa. Nati, pagine di chiedi scusa. Senti, Rosa, io ti volevo chiedere scusa per quella cosa di prima, ma la dinda ci pensano poco contro. Voglio, non andiamo d'accordo. Qua mi conoscono tutti quanti, è tutta gente per bene. Io non tengo nessuna intenzione di fare figure in merda. Hai ragione, Rosa, scusa. Se devo fare una chiavata e tiene un albergo a disposizione, che significa sto bordello di indocesso? Amico, io già da chiedersi scusa. Io e te non siamo amici. Gli amici mi si sanno comportarsi, noi caccia causa in culo! Mi sono spiegata? Che si sta sbagliando? Ma sono spiegata? Si spiegata, Rosata, si spiegata. Noi ci andiamo a dormire. Bravo, vatti qua. Ma chi stai chi cazzo è? Un'amica mia tiene un allevamento di boxer. Gli dava un cucciolo di 2 mesi. Niente. Mia moglie gli ha messo in testa che i bastardi sono più intelligenti. Tenimi un bastardo. Tu quale ti prenderesti? Io tenevo un dogo. Poi se ne è scappato. Grazie, non la conosco. Luca in Argentina. Mi spiace che ieri ho alzato la voce con quel tuo amico. Io voglio che tu qua ti senti a casa tua. Tutto a posto. Anzi, se ti fa piacere, dopo non si non viene niente da fare. Ti voglio portare in un posto qua vicino. Ma una birra boh. A fa che? A fa che? Ci sta il lago, pigliamo una barchetta, si pescano le anguille. Mattia sei contento. Stiamo tutti quanti assieme. Ehi, tutto insieme. Hai fatto, Mattias? Hast du's eilig? Se mai deciso quando ti fermi? 3-4 giorni. Ti diamo fastidio? No, quale fastidio, Diego? Tu non sai che ci hai mai dato a venire.
Ci ho messo 15 anni a rifarmi una vita, ma non mi sono mai scordato di te. Per favore, fai un prezzo a pigliare su cazzo cane, eh? Tu lo sai che quello che ho fatto l'ho fatto solamente per voi. Se restavo ci ammazzavano a tutto quanto. Hai capito? Pronto. Dovete anticipare tutto. Ok, che è successo? Quello sta andando a firmare, tiene appuntamento oggi alle 4. Ma come sarebbe a dire alle 4? Eh sì, mo stai in ufficio. Ma quello appena esce va a firmare. Senti, stronzietto, resto là. Se qualcosa va storto è pure colpa tua, capito? Non ti preoccupare, vieni qui. Ciao. Prestami le chiavi della macchina, te la riporto stasera. Noi abbiamo finito. Renate, avete scelto o no? Dì che se ne deve andare. Wenn du nicht mit wolltest, hättest du es mir auch vorher sagen können. Vabbè, facciamo così, voi scegliete con calma, io me ne vado con Diego, vi pigliate un taxi. Stai con loro, basta che mi dai le chiavi. Non ci mettere un nome, fa piacere. Vi aspetta. Ciao Mattias, papà. Dai, vieni. Non fa scemo. Non fa scemo, però. Pronto? Oh, Diego, che? Ma tu dove stai? Dammi 10 minuti, sto venendo. Boh? Ciao. Oh. Was ist passiert? Tutto a posto. Ma se venga. Povero Schwarz, Boris. Ma che è successo? Dovete vedere dei clienti? Sì. Conosco tutti i ristoratori della zona. Se vi serve qualche contatto buono. Stai a destra che dobbiamo girare. Qua? Sì. Vado a chista. Diego! Tua mamma però no! Giurimi in albergo. Ma tu sei tutto stronzo, ti porta anche la prima! Dai, Girit, che è tranquillo! È tranquillo cazzo! Vai, va! Lo questo bastardo, io. Questo merda, di. Lo questo bastardo. Ti mi raccomando, di. Stai calmo. Sto calmo, sto calmo. Raccomando, di, stai calmo. Sto calmo. Scetti la capa, di. Ho sciato. Dimmi una possibilità, oddio, non sbaglia. Non ti preoccupare. Oddio, mi raccomando. Ma chi io? Oddio, vai. Vagamo. Sei pronto, di. Vagamo. Vai, vai. Vagamo. Oddio, vai. Diego!
Meglio un giorno prima che un giorno dopo, no? Appunto, lo dico pure io. Scusa, ma che cazzo sta a fare una settimana qua? Ma quale frontiera? Hai capito? Per sicurezza. Chi cazzo è quello là? Il figlio di Mario Fiore. Tu muovere morta. Guarda che Mario ti voleva bene. Non c'entra un cazzo! Non devi sapere nessuno che sono vivo. Non lo sa nessuno. Avete detto a qualcuno che venivate qua. Avete fatto il nome del ristorante mio. Senti, ti sto dicendo che non sa nessuno. Dici la verità. Tu sei venuto qua per vendicarti perché non ti fa la vita neanche. Lo sapeva, ci sbagliate a venire. Facciamo così. Io non dico niente a nessuno. Però tu mi spiega che cazzo t'ha pigliata. Dici la verità, ti mi sei pure chista. Rosa. È piccolo. Non è successo niente, ma ce ne andiamo a casa. Andiamoci. Wo warst du gestern den ganzen Tag? Mit Diego unterwegs. Der Hund war so wichtig für Matthias. Und du hast ihn dir nicht einmal angesehen. Triffst du dich noch mit ihr? Nein, es reicht. Wo gehst du hin? Tut mir leid. Die sind alle reserviert. Es war eine gute Jagd. Schau dir mal die Hauer von diesem Mastvieh an. Da war auch ein Hirsch. Dem bin ich 2 Stunden lang gefolgt. Dann habe ich ihn verloren. Ich brauche ein Gewehr. Was für eins? Ein kleines. Dann willst du wohl eher eine Pistole. Wieso? Hast du eine? Nein. Wozu brauchst du ein Gewehr? Hast du Pavel gesehen? Pavel? Ja. Der polnische Kellner, der dich beklaut hat. Hat er dich noch mal bedroht? Hm? Ja. Na ja. Es ist besser, wenn du die Polizei rufst.
Vedi? Oh, Ma Rosario da quanti anni stai in Germania? Eduardo, ma io che ne sai? Non sai mai niente tu. Chef. Che stai facendo? Niente. Ma lei che dica, mi fai schifo. In Hessen leiden immer noch über 14.000 Menschen unter einer zu geringen Rente. Biebesheim. Bei der Untersuchung im Mordfall Michael Richter sind die Ermittler weiterhin auf der Suche nach Indizien für das Tatmotiv. Der WEV-Chef war gestern Nachmittag in der Nähe der Müllverbrennungsanlage in worden. Sto sentendo la televisione. Staatsanwalt Steffen Che capisci tu? alle zur Verfügung stehenden Mittel ausgeschöpft würden. Fatelo tradurre da Rosario. Michael Richter sollte Ende nächsten Monats ein wichtiges Abkommen für die Entsorgung von 20.000 Tonnen Abfall aus der Region Kampanien unterzeichnen. Ma ti ha detto qualcosa? E non sei divertito? Dici lo stronzato. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen Gli abbiamo fatto vedere un spettacolo. Vuoi che ti lavo pure le tue? No. Fai proprio schifo che non te lavamo tanto. abgepacktes Kokain geschluckt. Die Männer waren mit einer Maschine aus. Boris! Oh. Nicht hier. Verstehst du? Rosario will das nicht. Verstehst du? Bella, io non ti capisco. Non capire. Quando ci vediamo? Ti voglio fare un regalo. Rosario, non contento, io e te. Rosaria. E che te ne fotte a te, Rosario? Tonight, my car. Tonight. Here. Ok. Darf ich dir noch was bringen? Andava bene? Andava bene. L'altro giorno sei stato con mio marito? Sì. E dove siete stati? Affari. Avevo bisogno di un passaggio. Lass mich ins Schwimmbad. Nein, der Papa fährt dich gleich, ja?
Mica tiene un'altra moneta. Ma quelli che te li metti a fare? Per andare sott'acqua. Come le femmine. Tu come fai? Vieni, che ti faccio vedere. Du solltest doch Matthias ins Schwimmbad bringen. Ich weiß. Ich gehe sofort. Rosario, wenn er um 3 seinen Schwimmkurs hat, kannst du ihn nicht um 5 hinbringen. Diego hat ihn schon gefahren. Diego. Ja, er schien sich zu langweilen. Da habe ich ihm deine Badehose gegeben. War das falsch? Nein. Warum bist du dann so nervös? Ich bin nicht nervös. Fare un bagno pure tu! Vi aspetto fuori, fate presto. Diego. Aspettami in macchina. Diego! Quando ve ne andate? Non lo so. Che cazzo significa non lo so? Appena possiamo. No, voi ve ne andate domani e basta, chiaro? Io non posso diventare pazzo. Lo sai che sto facendo? Sto scrivendo una lettera a Boris. Si chiama Doris, e tu? A me mi fa parlare troppo perché non capisco niente quando parlo. E tu, cara, un po' dimmi ci sta. Ma stai sentendo? Dici. Rosaria ha detto che ce n'ha mai. Pare che noi ci divertiamo a saccare, oi. Dite a Rosaria che appena possiamo ci togliamo dal cazzo. Allora non può capire. Chi non sta lucido, cazzo che chiama la polizia? Chiama la polizia? Ehi! Rosaria chiama la polizia. Tu avevi detto che era tranquillo. Che è successo, mo? Non siete più amici tutti e due? Eh? Secondo me sei tu che non stai lucido. A Rosaria.
Avanti. È permesso. Entra. Lo sai, ti volevo chiedere una cortesia personale. Se mi potevi tradurre queste cose che ho scritto. È per Doris. Glielo mette nella sua cassetta. Io lo so chi sei tu. Tu sei Antonio De Martino. Antonio De Martino è morto. È morta, eh? Pure io pensavo che era morta. Invece pare che se ne è scappata alla Germania. E si è aperto un bello ristorante là. Ma stai tranquillo, Andò. Io, la gente come te, la c'è sempre rispettata e voluto bene. Sempre. Facciamo così. Io non dico niente a nessuno. Neanche a Diego. Però dobbiamo cercare di essere un pochettino tutti quanti più calmi. Più tranquilli. Perché non è successo proprio niente. Noi restiamo altri 2 giorni qua in Germania. Tiene qualche problema? Nessun problema. Insomma, primo giorno di lavoro, mi arriva sto cazzo di Matt, mi prende per l'orecchio così mi fa: tu qui non vedi niente, non senti niente. E ha fatto buono. Fammi finire, aspetta. Dovete considerare che cosa significa lavorare al Danieli, no? E lì non puoi stagiare mai, ah no, se fai un errore una patata ti fa. Comunque 3 giorni dopo arriva lo stesso Matt, mi prende per l'altro orecchio, mi fa: ti presento un nano. Oh, ma come sarebbe un nano? Un nano, vero? Ci avrà avuto un 40 anni. Ci accompagnano su nella suite. Nella suite c'era un sultano, nella suite. Sultano vero, non so di che cavolo d'impero. Comunque, a un certo punto, mentre lo accompagno, penso: ma che cazzo serve sto nano? Ah, ecco, servirà per qualche giochetto particolare con le mogli. E invece si aprono le porte della suite e c'era il sultano, le mogli del sultano, un tappeto tutto srotolato, con tutti i cuscini intorno, un ring, una specie di ring, no? Sul ring c'erano 2 bambini in mutande canottiera, erano i figli del sultano, che hanno cominciato a fare con questo nano una specie di lotta greco-romana, quello là, cioè lo pestavano di brutto, cercava di scappare, cercava di fare così e che le capriole lo menavano, erano allenati, l'hanno pestato di brutto. Non l'hanno fanno sti cose. Ma no, ma voi che c'è che andare lì? Volevo dire che chi ti costringe a fare delle cose strane è l'albergo. Del resto non puoi aspettarti niente.
Considera che allora non sapeva neanche cucinare, ma zero. In pratica non sapeva fare una minchia. Così lo mettono a fare consegne, pulizie, quelle cagatine lì. Però lui tutto quello che gli dicono di fare lo fa. Lavora 20 ore al giorno, fa un culo con una capanna, muto, impara. Tra l'altro, quando ci siamo conosciuti, gli era appena morta la moglie e il figlio. Non so se lo sapete. Un incidente di macchina. Tu lo sapevi tu? Sì. E fammi sentire come è successo. Ehi, chef, stiamo parlando proprio di te. Stavamo parlando di quando stavamo sul Baltico, ti ricordi? Sul Baltico mangiava le bacche lui. Non sapeva fare neanche un uovo al tegame. Guardalo lì, adesso sembra chissà che cuoco. No, diglielo anche a te che mangiavi le bacche. Ok, dopo il Baltico siamo stati 2 anni ad Amburgo, lavoravamo in un ristorante di un vecchio di Palermo. Sergio si chiamava. Oh, tra l'altro, ho saputo che è ancora vivo. Te l'avevo detto. È ancora vivo, pensa. Lo so, ma che tieni? Che tempo. È finito il vino, vieni con me. Ti faccio scegliere quello che vuoi. Da dove metti i piedi? Sì, sì. Vai, vai. Scegli quello che vuoi. Ci stanno vine tedesche, francesi, italiane. Italiano, francese, tedesco. Io non capisco niente. Io ci metto tu, lo so. Da bist du. Ja. Pastor Bauer liegt im Sterben. Seine Frau muss in die Klinik gefahren werden. Du bitte. Ich kann nicht alles machen, Rosario. Ich bin todmüde. Ich will schlafen. Ist gut. Ich werde sie. Danke. Diego, devo andare in ospedale. Vieni con me da già parlare. Tu sei un prete, no?
Allora adesso che stai morendo puoi parlare con Nostro Signore. Io ho ucciso molte volte, lui lo sa. Sa pure che mi ero pentito. Avevo rinunciato a tutto quello che avevo. La famiglia, il rispetto delle persone, mio figlio. Ora sono stato nascosto per 15 anni. Lui mi ha regalato una vita nuova. Lui deve chiedere perché adesso è venuto a riprendersi tutto. Chiediglielo. Tanto io lo so perché l'ha fatto. Non gliene fotto un cazzo di aiutare la gente. Edoardo mi ha scoperto. Ma che cazzo dici? Me l'ha detto lui. Non è possibile. Non è colpa tua. Ho sbagliato io. Devo far credere pure a te che ero morto come a tutti gli altri. Mo che torno ci parlo, domani ce ne andiamo, così non mi vedi più. Edoardo! Edoardo! Edoardo, stai qua? Edoardo! Ma che hai fatto? Da dietro stai secchio allo straccio. Non mettere troppo detersivo che si farà monnezza cadere. Muoviti. Domani parti per Amburgo. Vai da Sergio al ristorante Cavallino Bianco. L'ho aperto io. Gli dici che ti serve un lavoro e un documento nuovo. Non devi chiamare mai nessuno. Se ti devo parlare ti chiamo io. Poi butti il cellulare, a Amburgo ci resti un anno.
Tagli la barba, ti fai crescere i capelli. Impari il tedesco e tra un anno cambi lavoro. Non ti fidare di nessuno, specialmente degli italiani. Evitali. Non fa amicizie. Lavoro, va a letto presto. Devi diventare un fantasma. Domani mattina parti. Se tutto va bene avrai una vita tranquilla. Claudio! Ma che è sta musica, Claudio? Guten Morgen. Morgen. Ihre italienischen Freunde, sind die schon abgereist? Ja, ist immer. Aber ich hatte eine Verabredung mit Eduardo. Hat er Ihnen nichts gesagt? Nein, nichts. Hast du nichts zu tun, Doris? Ja. Entschuldigung. Wenn Sie noch was von ihm hören sollten. Claudio! Ma la spegniamo sta musica! Ist Matthias bei dir? Matthias? Bist du hier? Er ist nicht in seinem Zimmer, wir müssen zur Schule. Matthias! Sie sind spät dran! Matthias! Vieni qua! Subito! Was ist los? Hai visto in cucina? Ich habe Claudio gefragt, er hat ihn nicht gesehen. È in camera solo in scena. Das sagte ich doch schon, nein! Matthias! Im Hof ist er auch nicht. Wen rufst du an? Sei mal stille. Rufst du die Polizei? Ich rufe Diego an. Wozu Diego? Warum rufst du Diego an, Rosario? Warum Diego? Rosario! Mattias è con te. Ist Matthias bei Diego? Rosario, ist Matthias bei... Fammi parlare adesso. Mattias, Mattias. Papà adesso ti viene a prendere. Tu però mi fai una promessa, me la fai? Bene. Tutto quello che ti dice Diego tu lo fai senza discutere. Hai capito? Bravo. Bravo. Ti voglio bene. Kein Problem. Er ist bei Diego. Was heißt bei Diego? Warum muss er alles machen, was Diego sagt? Was macht Diego mit ihm? Einen Ausflug. Ich hatte vergessen. Was
Was für einen verdammten Scheiß erzählst du mir da, Rosario? Bitte beruhige dich. Beruhige dich, beruhige dich. Wie soll ich mich beruhigen? Mein Sohn ist nicht da. Erklärst du mir das bitte mal? Ich habe gesagt, einen Ausflug mit dir. Was heißt hier einen Ausflug? Sag ihm, er soll ihn wieder zurückbringen. Rosario, wenn er ihn nicht sofort zurückbringt, dann ruft die Polizei. Ich zeige ihn an. Hör zu! Hör zu, hör zu! Wie soll ich denn da zuhören? Mein Sohn ist unterwegs mit einem Fremden, Gott weiß wohin, und ich soll zuhören? Nein! Ich rufe die Polizei. Keine Polizei. Warum soll ich die Polizei nicht rufen? Keine Polizei. Warum nicht? Natürlich kann ich sie rufen, Rosario. Ich kann die Polizei rufen. Guck, ich rufe die Polizei. Ich habe gesagt, keine Polizei, klar? Filtro. No, tu devi parlare direttamente con Mari, capito? Gli devi dire che non è stata colpa mia, che faccio tutto quello che vuole, che mi metti in ginocchio. Senti, sto venendo a Teano, sto là per le 6 di sera. Lo sto portando a mio padre. Non sta come ma sta venendo, sta venendo. Vi aspetto là. Poi Mari decide lui quello che si deve fare. Mo vedi che viene. Papà! Stai buono qua. Lascialo. Siediti. Tu prima lo lasci e poi io mi siedo. Va bene così. Mo siediti. Hat dir wehgetan? Nein, Hat dich zum Weinen gebracht? ich will nach Hause. Wir gehen sofort. Ich muss kurz mit Diego sprechen. Che gli hai detto? Che me lo riporta a casa. Tra poco ci vengono a prendere. Io non so come a te. Io non me ne scappo a Hamburgo. Devo parlare con mia moglie. Fai veloce. Renate, Matthias ist bei mir. Ich gebe ihn dir. Aber hör zu. Wir sind in Teano. Am Autogrill. Hol ihn ab. Renate, das ist der einzige Weg. Hallo Mama! Ando. Caffè. Mi dispiace che siamo in questa situazione. Non è colpa tua.
Mario che ha detto? E che radice? Ha perso un figlio. Matthias. Matthias. Er gut so. Bleib hier und warte. Ja. Hol dir ein Eis bei der Frau. Am fatto andò. Dove andiamo? Tu vieni a pressa, non ti preoccupare. Non gli ho lasciato i soldi. Cammina, mettiti al volante. Ma leva sta cosa, non c'è bisogno. Vai. Pensavo che non mi faceva niente invece. Non lo potevo sapere che andava a finire così. Io ti volevo vedere e basta. È colpa mia. È colpa tua. È colpa tua. È colpa tua. Perché te ne sei fottuto di tutti. Perché te ne sei scappato. Io pensavo pure a te. Pensava pure a me. Sì. Pensava pure a me, Sì. pensava pure a me. Sì. E perché non mi hai portato pure a me in Germania con te? Non ti fermare. Se non mi fermo ci ammazzano a tutte e due. T'ho detto non ti fermare. Diego! Diego!
Mattias, svegliati. Guarda chi. Sei stato bravo. Papà ti vuole bene. Va a dire alla mamma che siamo arrivati, eh? Ist hier frei? Maybe this time I'll outwit my past. I throw away the numbers, the keys, and all the cards. Maybe I can carve out a living in the cold at the outskirts of Sun City. I'll extinguish all my recent pasts, become another man again, and have the quiet life. A quiet life for me. A quiet life. A quiet life for me. A quiet life for someone, and a quiet life for me. I lost, I ran, I started once anew. In northern grey,
drizzling rain, in salted slush and bitter hail. But the order, as always, merciless. It wants to see me fail. So the hunter is now the hunted. Past voices call my name. I renounce my past to live again a quiet life. A quiet life. A quiet life for me. A quiet life for someone, and a quiet life for me. I have been given another chance again, but heaven lies as usual. I repented, but in vain. It tries to cheat me out of my good aim, take away what I never really got. My quiet life. No quiet life for me. No quiet life. No quiet life. No quiet life for me. A quiet life for someone. No quiet life for me. Even if I have to stray again, there is a life for me. A quiet life. A quiet life for me.